Buonasera, benvenuti a Rugby House. Meno 2 giorni dalla prima sfida importante, realmente decisiva ai fini di questa stagione 21 e 22. Insomma, fra 2 giorni, fra 48 ore, qui allo stadio Mario Battaglini arriverà il Transvecta Calvisano. Una match assolutamente significativo per capire le chance di accedere alla finale di Coppa Italia. Allora, diciamo innanzitutto che il Covid si è imbattuto anche su Rugby House, nel senso che avremmo dovuto avere un ospite, oltre al giocatore che come ogni settimana viene a trovarci, insomma, qualche problema ha limitato, per cui faremo un'intervista diretta con il nostro giocatore che, come avete visto dai social della Family Z Rugby Rovigo Delta, oggi è Facundo Ferrario. Ciao Facu, come stai? Buonasera, tutto bene te? Bene, tutto bene, grazie mille. Ora Facundo Ferrario Diderich, ma è Facundo Ferrario. Esatto. Perché altrimenti tuo papà ti taglia i capelli, Sì, vero? sì. Ecco, quindi... Meglio Facundo Ferrario. Il dubbio era sulla maglia che cognome mettiamo. Sì, no, ma mia mamma un po' arrabbiata mi ha detto, ma Diederich, no, lasciamo il Ferrario perché sennò papà... Diventa un problema. Sì. Tra l'altro la mamma è qui con te in questo Esatto, periodo. sì, a fine di gennaio sei qua con me. E questo è importante. Sì, bellissima perché mi mancava tantissimo e stare con lei qua in Italia, magari andiamo a Venezia a conoscere un po', è molto bello, vedi la partita dell'altro giorno, troppo buono per me. Tra l'altro c'era tua mamma, c'era la famiglia di Rafa. Per Sì, cui... siamo tanti argentini l'altra volta qua, magari un po' di più argentini che italiano guardando la partita. Certo, sì. Ovviamente a casa ti aiuta la mamma. Più o meno, perché lei in vacanza e non voglio che fa tutto per me. Che bravo che sei. No, più o meno, ma lei cucina qualcuna volta, ma lo meglio che fa è la roba della casa, Pulire. sì, un po' di pulire, che io sono un po' stanco per fare quello. Allora, veniamo alla sfida di sabato scorso contro Colorno. Già in campionato Colorno comunque aveva messo un po' in difficoltà la nostra squadra. Una sfida che è stata strana, tantissimi assenti, tantissimi problemi da parte del Rovigo, ma anche in parte da parte del Colorno. Sì, Colorno è una molto brava squadra e gioca tantissimo di mani fuori. Credo che anche non giocare tra un mese ha posto in difficoltà noi perché abbiamo alcuni giocatori che non hanno giocato, riarmare un po' la squadra, ma abbiamo vinto e quello è l'importante per crescere in Coppa Italia. È stata una settimana difficile quella prima del Colorno, no? Tanta incertezza, poche sicurezze. Come l'avete vissuta? Sì, è difficile perché non sappiamo se andiamo a giocare, se no alla fine di giovedì stiamo aspettando se giochiamo o se no. Abbiamo allenato in diversi gruppi, ma che alla fine abbiamo giocato è buono perché abbiamo bisogno di giocare, di iniziare questa seconda parte di anno. Per fortuna di nuovo abbiamo vinto, che è importante per l'autostima, per andare adesso sabato contro Calvisano con un po' di fiducia, quindi tutto bene per fortuna. Che partita è stata quella di sabato? Di sabato scorso? Sì. Come ho detto, difficile, abbiamo iniziato molto pareglio le due squadre, loro sono bravi giocando fuori, giocano di tutti i lati del campo e non ti puoi rilassare, ma credo che nel secondo tempo noi abbiamo giocato un po' di più, abbiamo capito che cosa dobbiamo fare per vincere la partita e lo abbiamo fatto, è ovvio che sempre abbiamo qualcuna cosa per migliorare, ma questo è il cammino. E cosa vi hanno detto i coach negli spogliatoi tra il primo e il secondo tempo? No, ha detto che dobbiamo migliorare le falli che abbiamo fatto, credo che abbiamo fatto 12 falli, 3-4 per offside dopo calcio. L'arbitro metteva tanta attenzione su Sì, questa tanta cosa. attenzione, sì, non lo hanno detto, che quello è un punto che vai a vedere tantissimo, un altro di dopo il placaggio andare fuori dalle situazioni. Credo che in quello abbiamo andato bene, ma nell'altro no, e dobbiamo migliorare contro Calvisano perché contro Calvisano è una partita veramente dura.
Ecco, cosa ci lascia di positivo la partita oltre la vittoria con Colorno? Come abbiamo detto, la vittoria è positivo. Dopo che in secondo tempo abbiamo giocato un po' di più fuori, che se puoi giocare perché è un bel giorno e magari il campo è un po' morbido, ma per tutta la settimana che è così. Ma io sto contento per come dire, l'impegno che ha messo la squadra nella partita e come ho detto, dopo un mese di non giocare, di tante incertezze, se si gioca, se no, caso Covid, caso no, credo che abbiamo giocato bene, se può giocare meglio, ma è buono iniziare così. Ecco Facu, tecnicamente Alistair ti sta utilizzando in una maniera un po' diversa rispetto all'inizio stagione. Sì, credo che abbiamo un plan di gioco che primo è andare fuori dal contatto, ma dopo quando abbiamo momentum, se puoi giocare un po' più libero, con più spazio, più tempo, credo che quello è il mio lavoro principale e dopo l'organizzazione di tutte le squadre in gioco generale, quello è che ho fatto troppo poco per fare aiuto alle squadre. Ecco, ad inizio stagione è venuto a trovarci Rafa all'Ertora, no? Ah, sì. Allora ti abbiamo preso un po' in giro che non passavi mai la palla. Adesso Vabbè. però la passi molto di più, no? Adesso la passiamo un po' di più, sì. Ma magari quando dobbiamo andare in contatto preferisco guardare io che dare un passaggio, ma sì, è vero che all'inizio stagione non passava la palla. No, è stato un siparietto molto carino. Allora, facciamo una cosa, andiamo a vedere gli highlights della vittoria della FMCZ Rugby Rovigo Delta contro l'HBS Colorno nel terzo turno di Coppa Italia, poi rientriamo perché, come abbiamo detto ad inizio di questa puntata, fra 2 giorni arriva il Calvisano. Buon 2022, benvenuti allo stadio Mario Battaglini di Rovigo, terzo turno della Coppa Italia di Rugby, FMCZ Rugby Rovigo Delta contro HBS Colorno. Paolo Uncini di riutilizzare questo pallone, la corsa del 21enne Rodigino, non deve rischiare il knock-on, adesso la velocità, può giocare al largo e deve giocare al largo Rovigo, c'è lo spazio per farlo sull'out di sinistra, non riesce, per cui si riutilizza il pallone con un calcio di punizione in favore della FMCZ Rugby Rovigo Delta, con una vistosa fasciatura alla testa. Si alzano le bandierine, per cui al terzo minuto la pressione però del pacchetto, eccolo, calcio di punizione in favore della FMCZ Rugby Rovigo Delta e Bibi Quaglio. Parte Abner Varrenen centrale sulle bandierine, Rovigo 6 nella propria area di meta ed è Pescetto. Facundo la prende al volo, un bel passaggio per Karel Greff, prova ad andarne al senso, c'è un più, la mette sulla velocità, c'è la possibilità di attaccare al largo, l'ha messa un po' sul personale. Adesso Varrenen, vediamo cosa decide di fare, se andare lui, specialmente a tribuna est, al sole e al caldo. Varrenen, il calcio, palo, dentro. Paolo Pescetto all'esordio con la maglia emiliana. Wow, non infila l'H, non è consente, la palla è fuori lì, guardate Appia che mette un piede last second, un interno per Sapupo, lento, questo è avanti forse per May, non ci arriva l'arbitro. Pescetto vuole rifarsi lui ed è la meta del Colorno, non crediamo possa succedere ancora e infatti non succede. E quello lì con la possibilità di May di andare in mezzo ai pali, è la meta del Colorno. Paolo Pescetto infila l'H, non è una palla rotonda per cui non è facilissimo, è corto il calcio, parte Karel Greff per Facundo Ferrario, va oltre Facu, tenuto alto, non riesce ad avere l'ultimo possesso buono. Adesso Edoardo Lubiana, la meta di Edoardo Lubiana. Edoardo Lubiana, la meta della FMCZ Rugby Rovigo Delta. Parte Abner Varrenen, sbagliata formazione. Ancora Paolo Pescetto lì all'altezza, stavolta è Facundo, prova a mettere
è bravo, bravissimo a non buttarsi, la palla è fuori, deve giocarla Rovigo, litiga col pallone ma poi c'è un calcio di punizione vicino a Cape Town. Avne Van Renen sulle bandierine, Momberg l'ha presa con la concentrazione, c'è un vantaggio per Rovigo, però Rovigo sta andando in meta, la meta della FEMA-CZ Rugby Rovigo Delta. Il giocatore degli Stormers, Laquaglio, dice sì, partono con i pesanti. Edo Lubiana bassissimo, Jacques Momberg, vola un caschetto, Pomaro molto bassi lì, c'è un guadagno, sempre un guadagno, ancora bene Steolo, palla fuori per Facundo, Abner, Lertora, palla per Borin, deve essere portato giù, è giù, adesso si devono togliere, devono lasciare la palla a Chillon, c'è tanta densità qua, si va dall'altra parte con Karel Griff che prova a togliersi al placcaggio, va a cacciare Mani nel punto di incontro, parte dalla piazzola, sicura sulle bandierine più 13 Rovigo. È ovvio che in un contesto del genere Sentushken Drive è un uomo di grande valore, subito la risposta e adesso però si organizza, l'angolo è buono da parte del Rovigo, deve andare oltre, ci va, no, non entra, adesso vediamo, c'è l'intervallo, forse in avanti, c'è la meta però, alla rincorsa, sulle bandierine, 32-21, ancora lì nel senso, con Duccio Cosi che prova lo spazio, Rovigo che prova a accelerare, con Steolo ancora una volta positivo, c'è un vantaggio, beh, cross kick sicuro per Sarto, meta splendida della FEMA-CZ Rugby Rovigo Delta, dal cambio Varrene al piede in questo secondo tempo, non che prova a ripartire con Pescietto, Pavese fuori per Vian, va oltre May, arriva Lertora a tagliare l'angolo, Odiase, palla, c'è la meta con Pescietto che non infila l'H, per cui ancora più 11. Adesso provano ad andare oltre, eccoci qua, c'è un vantaggio, giocata gratuita per Facundo, c'è un in avanti, si torna al punto precedente, calcio di punizione, su. Colonna prova il drive, Rovigo prova, nulla da fare, finisce qui il match probabilmente, c'è un muro da parte del Colorno, partita probabilmente finita, 37-26 per la FEMA-CZ Rugby Rovigo Delta. Manca poco alla sfida con Calvisano, una sfida dicevamo assolutamente significativa per il cammino della FEMA-CZ Rugby Rovigo Delta verso la finale di Coppa Italia. Fiamme Oro 12 punti, praticamente sosterranno, non giocheranno questo weekend, Calvisano appena dietro Rovigo, ma sarà poi la sfida probabilmente dopo Rovigo Calvisano Fiamme a decifrare la classifica di questa Pool B, mentre dall'altra parte nell'altro girone Petrarca e Valo Rugby si contenderanno quello che è appunto il primo posto. Ricordiamo che i due gironi di Coppa Italia, le due vincenti si sfidano direttamente per la finale, come è successo nell'annata 2019-2020 quando Rovigo ha vinto qui in casa contro il Petrarca. Allora, dicevamo
la sfida con Calvisano che abbiamo già incontrato in campionato calvisano a San Michele, abbiamo vinto, Calvisano che sta recuperando un po' tutti i propri giocatori, come stiamo lavorando questa settimana, come ci stiamo Stiamo preparando? facendo troppo fuoco in nostro attacco perché loro hanno una buona difesa che chiude tutto, che disparano tanto, per quello dobbiamo giocare un po' indietro, dobbiamo sapere quando attaccare forte, quando giocare fuori, ma come ho detto loro stanno recuperando tanti giocatori buoni che magari nel primo incontro contro noi non hanno giocato, per quello è un buon desafio per giocare, per vedere come sta la squadra dopo una buona vittoria contro Colorno, come risponde a un altro duro contro. Ecco, Facco ha parlato di troppo fuoco, di sparare, ovviamente non siamo in guerra, ma stiamo dicendo che stiamo mettendo attenzione sull'attacco perché loro salgono in maniera molto veloce, sparano in difesa. In difesa, No, perché sai, adesso qua si può sì, sì. E desafio vuol dire sfida, immagino, no? Esatto, Ok, esatto. bene. Loro ottima difesa, hai detto giustamente insomma, che recuperano giocatori, e noi arriviamo dalla sfida con Colorno, maggiore confidenza, Sì. Forse non recupereremo nessuno di coloro che erano fuori la settimana scorsa, per cui si va avanti diciamo, con quella squadra. Sì, ma magari non recuperiamo nessuno, ma stiamo, come ho detto, con più fiducia e abbiamo allenato molto bene questa settimana, facendo fuoco in quei punti che dobbiamo migliorare, che abbiamo fatto male contro Colorno. Credo che stiamo bene, che abbiamo migliorato in questa settimana. Speriamo una buona partita contro Calvisano, che si gioca anche qua in casa, che quello è sempre buono. Ecco, sulla carta potrebbe essere un match diverso rispetto a quello con Colorno, le fasi statiche di Calvisano sicuramente hanno qualcosa in più rispetto al team emiliano, per cui una Mischia e una Touche che forse non saranno, passami il termine, facili come la settimana scorsa. Ne avete parlato? Sì, loro tienen una mischia molto forte, credo che anche noi, ma dobbiamo lavorare con pazienza e anche nelle touche perché il maul di loro è anche forte, dobbiamo fermare quelle due punti di incontro per come dire, chiudere la possibilità di mettere i punti incontri. Pazienza. Esattamente, qualcosa- quella è la parola della settimana. giornata, sì. Spiegaci un po'. Dobbiamo tenere pazienza, come ho detto prima, perché loro disparano tanto in difesa, se noi facciamo tutto veloci o così, puoi prendere dietro, poi perdere la palla che non ha fatto con Colorno, una meta che abbiamo perso la palla, sono 5 punti. Pazienza, come ho detto, nelle mischia, nelle touche, credo che il sabato è un gioco per tenere troppo pazienza. Anche perché Calvisano probabilmente non avrà la rosa più ampia di questo per top 10, ma come effettivi, come giocatori, come nomi in campo ha sicuramente un ottimo team e avrà anche voglia di un po' rifarsi di una prima parte di stagione magari non entusiasmanti, insomma, non ai livelli precedenti. A livello di squadre internamente, questi nuovi innesti, quindi ricordiamo no? Badia, i 3 ragazzi di Badia, ricordiamo Simon Scarro dell'Under 19 che ha fatto il proprio esordio, per cui insomma è stata un'esperienza nuova. Come si stanno integrando, come stanno vivendo? No, molto bene, per fortuna era, come ho detto, un'incertitudine vedere come puoi desempegnare la partita. Abbiamo allenato una settimana con loro, ma si hanno integrato molto bene, hanno capito tutti la giocata, tutto il sistema di gioco. Fabio ha giocato di seconda linea tutta la partita. Per noi quello è molto buono perché abbiamo bisogno di che lui può giocare tutta la partita e come ha detto Simon che ha fatto il suo debutto qua, è anche argentino,
No, ma loro hanno fatto veramente un molto buon lavoro per noi e speriamo che questa settimana anche. Ma con Simon, appunto, questo ragazzo di 19 anni che è da un po' di tempo che vive in Italia, lui è argentino, vi siete parlati un po', si è confidato con... Sì, abbiamo parlato prima della partita, mi ha chiesto per qualcuna giocata, abbiamo parlato e dopo quando ha entrato in la partita io è andato e le ho detto tranquillo, gioca con fiducia, perché alla fine lui è di qua da tanto tempo che questa è la sua sita e il suo club di tutta la vita. È sempre, te lo ricordi il tuo debutto Sì. nel Jockey Club? Sì, ovvio. Per me magari è quello di una delle migliori giornate della mia vita, è quello che uno, come dire, vedi con tanto entusiasmo quando sei piccolo, quando stai facendo le giovanili, quando puoi fare quella partita è veramente grande. È emozionante. Sì, veramente. Beh, è interessante questa cosa dei compagni, parlavamo di Simon, ovviamente italo-argentino, ma cosa fai tu in campo? Quante lingue parli? Fammi capire. Parlo 3 lingue, perché parlo inglese con Abner, Beh, spagnolo. Abner parla bene italiano. No, lo voglio tantissimo ma non parla niente italiano. Alla fine parlo inglese con lui, spagnolo con Rafa e dopo italiano con tutti. Magari una volta le parlo italiano anche a Rafa per fare un po' facile, ma... E Rafa sì. come ti guarda se gli parli in italiano? Una volta le ho parlato anche in inglese. Mi ha detto, ma che mi stai dicendo? Scusa, ma troppo veloce tutto. Facciamo così, no, ma è buono. La prima partita con Abner magari un po' difficile per l'inglese, perché io non sono troppo bravo con l'inglese, ma mi difendo. La prima partita magari io ho detto qualcosa e lui mi guarda così, ma che? Scusa, le rifacciamo la domanda. Ma no, adesso che stiamo parlando un po' meglio italiano, magari anche con Rafa parliamo italiano per capire tutto lo stesso. Certo. E come stai? Come stanno andando questi primi mesi a Rovigo, Facco? No, veramente bene, credo che tanto la squadra, le staff, il compagno, tutto è buono, abbiamo fatto un buon gruppo che per me quello è lo più importante di tutta squadra, perché sennò non tieni uno buon compagno in campo, tanto in campo come fuori, non puoi giocare bene perché non capisce tutto, come dire. Per quello per me è lo importante e dopo il staff è sempre attento con noi e davvero qua sono contento e sto bene. Ecco, prima della trasmissione parlavamo che si è appena concluso il campionato dell'Urba, no? Quello, Sì. Parlavamo di livelli tecnici, quindi tu mi hai detto che probabilmente l'Urba è un po' più alto rispetto al nostro top 10 secondo te? Non so se tanto alto, ma è un po' più veloce, magari in quanto a forza di contatto è più simile, ma di là è un po' più veloce, che quello è lo che fa la differenza magari qua che di là. Ma anche per la condizione climatica, perché qua è troppo freddo, piove un po' di più, quello che fa il gioco un po' più lento. Quindi l'aspetto meteo è quello che incide. Sì, perché questa stagione adesso qua piove tantissimo, è tutto il campo morbido e di là magari tieni solo un mese, ma non piove tanto come qua. Piove, ma non tanto. Per quello qua magari ti accostumi a giocare un po' più lento. Ok, e quindi quando ti svegli alla mattina tipo alle 7, no? Che apri la finestra e vedi che tutto è ghiacciato, qual è la tua sensazione? Sei ancora così contento di giocare a Rovigo? No, non posso crederlo. No, veramente è difficile la prima 2 o 3 giorni che è uscito e ho guardato tutto il ghiaccio nella macchina, tutto, e ho detto, e questo come ho fatto adesso? Perché dove io abito a Rosario non è così, mai.
Ma è buono per fare qualcosa diversa, è tutto apprendizzaje, imparando. Ecco, quindi l'aspetto interessante di questa trasmissione è capire un argentino come toglie il ghiaccio dalla macchina. Non so, io vado a macchina, scendo, io sto così e fino a che riesco Aspetti. Esatto, sto così. Giustamente aspetti perché Alistair ha detto pazienza. Esatto, Per cui perché quella è la parola importante della settimana. Allora, Paco, andiamo a vedere le domande che arrivano dai nostri tifosi. Tra l'altro, mi scuso, la volta scorsa non sono andato su Facebook, ho fatto solo Instagram, mi sono perso una domanda che poi è stata posta live a Leo Sarda in Clubhouse dopo la partita. Intanto hai il saluto di un grande ex rossoblù, che è Lo Brauco. Sì, Che è Rosarino anche lui. è un altro club però, Sì, non sì, è giochi. altro club. Però insomma salutiamo anche noi. E poi Francesco, mi piacerebbe sapere secondo lui la differenza del rugby del suo paese all'Italia. Poi come pensa, poi cosa ne pensa di Rovigo e dei Rodigini. Quindi abbiamo un po' anticipato questo. Sì, quello che avevamo detto, magari di là in Argentina è un po' più veloce, ma qua qualcuna partita è un po' forte, un po' più forte. E qual è l'altro che ha detto? Cosa ne pensi della città e dei cittadini, insomma della gente di Rovigo? No, veramente tutti le tifosi con me sempre bravo, sempre stai vicino a me. Dopo la partita parliamo tanto di tutto, non solo di rugby. Quello mi fa piacere perché stai con la gente, stai conoscendo un po' delle storie del Rovigo, che quello è l'importante se vai a giocare qua. Ok, poi c'è un messaggio in spagnolo che provo a leggerti, ma insomma diciamo che ci scambiamo i ruoli questa volta. Sabemos que desde muy corta edad juega con mucha dedicación. Sí. Esfuerzo y pasión, ¿qué mensaje le puede dejar a los chicos que recién se inician? Sì. Cosa ha detto? Cosa ha detto? Voglio dire che quello è mio papà. Ah, ok. Sì, che l'ha fatto sul suo Instagram. Ah, ok. Lui ha detto che di piccola età fa questi sport con tanto impegno e sforzo. Sì. Ok. Qual è il messaggio che puoi dare ai ragazzini? Ai ragazzini? Qual è il messaggio? E il messaggio è che quello che fa lo fa con piacere, perché se non fa piacere farlo non avete nessun motivo di farlo, capisce? Se te vieni qua a giocare o qualcosa e non le piace o vieni male, non è buono né per te, né per la squadra, né per nessuno. Quindi quello che fallo con piacere e fallo a fondo, come dire in Argentina. Ok, fino in fondo, ma se ti piace lo devi fare, altrimenti Esatto. fa qualcos'altro. Esattamente. Adesso vado subito poi sono dei saluti, poi insomma Sì. su Instagram ci sono altri messaggi di complimenti e tutto il resto. Andiamo a vedere quello che ci dice Facebook, eccoci qua. Marco, cosa ti manca del tuo paese? Ti piacerebbe giocare per la nostra squadra nazionale? Che mi manca, come abbiamo parlato prima dell'interview, mi manca la mia famiglia, credo. Adesso c'è mia mamma qua e è diverso quando stai lei qua, sono un po' più contento. Credo che quello è lo primordiale, la famiglia e gli amici. E se mi piacerebbe giocare per la squadra nazionale, sì, credo che sì. Credo che Italia stia facendo un buon lavoro in quanto a top 10 e le due franchigie e anche nella nazionale è una buona squadra, stai migliorando ogni giorno e credo che sì, che se puoi fare la possibilità, magari sì. Poi Alberto, ciao Facundo, complimenti per l'inizio del campionato, pensi di regalarci una bella meta al ritorno in campionato con il Petrarca? Magari, quello che tutti vuole, fare una meta in Petrarca, magari, speriamo. E poi c'è un certo Moreno Sì. che dice, volevo chiedere al Super Facundo, tra parentesi Ferrari, Perché lui mi dice Ferrari quando stiamo in campo. la O no, No, Ferrari. dai Ferrari. Ha detto, quando viene ad abitare a Boara?
subito, troppo vicino a lui. Proprio vicino, sarà contenta la moglie di Moreno? Chi lo sa? Sì. Non so, Sì, vediamo. sì. E poi Fabio dice il miglior acquisto. E poi c'è Claudia che scrive qual è la tua migliore meta, la meta che hai, Sì, insomma. che mi fa piacere. Esatto. E magari quella di Calvisano dell'altra volta, perché è una partita troppo pareggiata e quella meta magari ha dato un po' di respiro a noi per finire la partita a vincere. Credo che quella è una buona meta, come ricordo sempre. Bene, speriamo ovviamente di averne altre di mete di questo tipo, no? Speriamo. Allora, ricordiamo fra 2 giorni la sfida con il Calvisano, importantissima per raggiungere il primo posto nella Pool B. Non finisce ovviamente col match di Calvisano il nostro girone eliminatorio all'interno della Coppa Italia, perché dopo il match con i gialloneri di Guidi, Rovigo andrà a Roma con la Lazio il 22 per l'ultimo turno in Coppa Italia. Per cui dopo quel match si capirà chi accederà alla finale appunto della seconda competizione nazionale. Il campionato riprende il 29 di gennaio, sempre a Roma con la Lazio, per cui dopo Calvisano 2 trasferte a Roma con i bianco-celesti. Facu, grazie mille di essere stato qui. No, grazie a te. È andata bene che non c'erano i giornalisti, per cui abbiamo parlato io e te. Sì, meglio. No, ovviamente stiamo scherzando. L'appuntamento è come sempre per la settimana in TV della Femici Z Rugby Rovigo Delta, il martedì la partita, il giovedì Rugby House. Però noi vi aspettiamo sabato qui allo stadio, visto che insomma lo stadio è ancora frequentabile, si può andare allo stadio, il 50%, ma di spazio fortunatamente al Battaglini ne abbiamo, per cui venite allo stadio a sostenere i bersaglieri. Buonanotte.